CGIL, CISL e UIL del Veneto hanno deciso di proclamare un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Giuliano De Seta, lo studente che ha perso la vita a Noventa di Piave. Questo per evidenziare l'importanza della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Argomento sottolineato anche dalla FIOM CGIL nel corso della presentazione a Mestre del protocollo d'intesa con ANPI, annunciando i contenuti della manifestazione dell'8 ottobre. Bisogna fermarli. Al terzo morto bisogna fermare quel provvedimento legislativo, bisogna riguardarlo, rivederlo, perché non può più accadere. È per questo che la FIOM e la CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, sciopereranno, perché c'è una solidarietà tra le persone che difendono la vita di chi per vivere deve lavorare. Il lavoro sarà al centro della manifestazione. Stiamo perdendo salario, molte aziende stanno rischiando anche di fermarsi per i costi dell'energia e in più i lavoratori hanno due problemi, da un lato l'inflazione e dall'altro lato il costo dell'energia. Per questo l'8 scendiamo in piazza, uno per ribadire il fatto che noi siamo in un paese democratico in cui bisogna applicare la Costituzione, visto che qualche anno fa siamo stati aggrediti da un assalto squadrista nei confronti della CGIL nazionale, e dall'altro ovviamente di rivendicare nei confronti del futuro governo gli interventi necessari a salvaguardare il salario, l'occupazione e l'industria in Italia. Alla luce di questo, il protocollo siglato con ANPI prevede un percorso di iniziative tra i lavoratori per approfondire e divulgare i valori della Costituzione e della Resistenza.